Eccoci, ancora uno sport dal pallone tondo. Siamo qui nell'angolo calcistico della città di Vittorio Veneto. Angolo calcistico perché riuniamo oggi insieme 4 società. In realtà una non è riuscita a presenziare fisicamente, ma nello spirito salutiamo anche il calcio salsa e andiamo per ordine. Abbiamo il calcio femminile, il calcio Falmec e il Vit San Giacomo, che ci spiegheranno perché siete tutti insieme qui oggi. Buongiorno a tutti, siamo tutti insieme perché da quest'estate ci siamo uniti sotto il nome Victoria Calcio e si è unita oggi, è la notizia anche di oggi, l'Itlas Santa Giustina, quindi una quinta squadra, e abbiamo fatto la presentazione qui con la presentazione anche del nuovo logo del Victoria Calcio e insieme ci siamo messi in questa piazza che abbiamo dedicato al calcio con un campo da calcio, un campo da calcio da tennis e poi il bersaglio che ha riscosso molto successo ed insomma anche per dimostrare che uniti insieme riusciamo ad essere tutti più grandi. Ecco, questo è il motivo che ci mette insieme, ognuno con le sue particolarità, ogni società ci mette il suo contributo con le sue caratteristiche, ma insieme facciamo qualcosa di grande che è utile per la città di Vittorio Veneto. E allora complimenti per questo trade union. Il calcio sappiamo è il nostro sport nazionale, siamo tutti subito patrioti quando gioca la nazionale italiana. Oggi saremo patrioti nella città di Vittorio Veneto, ma non dimentichiamo che c'è anche un settore femminile dedicato al calcio. Sì, noi siamo l'unica società di calcio femminile in città e siamo orgogliosi di far parte di questo progetto perché comunque anche noi possiamo dare il nostro sostegno al calcio maschile, ma appunto al calcio in generale. Bene, e noi anche sosteniamo il calcio, non dimenticando le strutture che ci ospitano, quindi mister, abbiamo il Barison, abbiamo uno stadio serio a Vittorio Veneto, cosa ne dici? Abbiamo uno stadio importante che sicuramente merita anche una categoria superiore. La volontà è quella appunto di dare l'opportunità a tutti i bambini e ragazzi di Vittorio Veneto di potersi misurare a seconda delle qualità e di quanto pronti sono sia sui campionati provinciali che sui campionati regionali ed elite che stiamo, con i quali partecipiamo. E niente, le strutture, il Marco Polo, il sintetico di Columberto dove andiamo e il Barison sicuramente meritano palcoscenici ancora più importanti e pian pianino cercheremo di arrivarci. Perfetto, noi sappiamo che per giocare a calcio non ci sono limiti di età, quindi anche da più piccoli possono iniziare, ma ora che siete una città unita, dove vi troviamo se volessimo iscrivere i ragazzi, i bambini, i futuri bomber al calcio qui a Vittorio Veneto? Beh, in questo momento ci trovate, ogni società lavora per il proprio gruppo e iscrive i ragazzi presso la propria segreteria, quindi al Vit San Giacomo, al Vittorio Falmec, al calcio femminile, al Salsa, Santa Giustina. E poi sta nella collaborazione che abbiamo iniziato quest'anno a cercare di creare un gruppo unito e un po' alla volta porteremo avanti tante iniziative insieme che vanno da questa a incontri, ad allenamenti congiunti, cercheremo di fare quanto più possibile insieme un po' alla volta. Perfetto, quindi sono tantissimi progetti in serbo per questa nuova stagione, in bocca al lupo a voi per questa collaborazione, complimenti ancora per questo grande passaggio di unione, di collaborazione, di spirito sportivo e buon calcio a tutti voi.